Chi aiuta le anime del purgatorio riceve da Dio il centuplo delle grazie. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto Santa Brigida scrisse in un suo diario in cui raccontò una visione del purgatorio e raccontò di aver sentito la voce di un angelo che consolando le anime ripeteva queste parole: sia benedetto colui che, vivendo ancora sulla terra, soccorre con operazioni e buone opere le anime purganti, poiché la giustizia di Dio esige che senza l'aiuto dei viventi siano queste necessariamente purificate nel fuoco. E udì ancora altre voci che aggiungevano: grazie siano rese a coloro che ci apportano sollievo nelle nostre sventure. La vostra potenza è infinita, o Signore, renda il centuplo ai nostri benefattori che ci inducono più presto nel soggiorno della vostra luce divina. Per dimostrare, ecco, come sia efficace la devozione verso le anime del purgatorio e soprattutto far dire messe di suffragio in onore delle anime del purgatorio, soprattutto non solo i nostri cari, ma anche le anime più abbandonate, quelle di cui non si ricorda nessuno, e tutte un po' in generale, voglio raccontarvi quanto accadde a Parigi nel 1827. Una povera domestica era abituata a far celebrare una santa messa al mese per le anime del purgatorio e vi assisteva devotamente. Questa donna fu colpita da una lunga malattia che la fece soffrire tanto e perdere il suo impiego. Spese all'incirca tutto quello che ella aveva guadagnato con il suo lavoro. Il giorno che poté finalmente uscire di casa, restò appena il denaro per l'offerta per la celebrazione di una santa messa. Mentre cercava un nuovo lavoro, passò davanti alla chiesa di Sant'Eustachio. Ci entrò e pregò con molta speranza. Vedendo un prete all'altare, si ricordò che per il mese in corso non aveva fatto celebrare la sua ordinaria messa in suffragio delle anime del purgatorio. Che fare dunque? Le rimanevano solo 20 centesimi per pagare la sua cena. Dopotutto il buon Dio vede che è per lui e non mi abbandonerà, pensò la fanciulla. Allora ella andò a fare un'offerta per la celebrazione di una santa messa, a cui assistette con la consueta pietà. Poi riprese il suo cammino, sempre preoccupata per la mancanza di lavoro e di soldi. Era in quello stato di ansia quando un giovane uomo molto distinto le si avvicinò e le disse: «Cercate un posto?» «Sì, signore», rispose lei. Bene, andate in quella strada, a quel numero, credo che lì troverete un impiego e che ci starete anche bene». E quel signore è scomparso senza aspettare i ringraziamenti della povera domestica. Arrivando alla casa indicata, vide una serva che usciva mormorando delle parole di lamento e di collera. La nuova arrivata le chiese subito se c'era la padrona di casa. «Forse sì, forse no», rispose l'altra. «Che mi importa? Non ho più a che farci. Addio». La povera domestica, tremando per l'emozione, suonò ed una dolce voce le disse di entrare. Si trovò allora di fronte ad una donna anziana di aspetto venerabile che l'incoraggiò ad esporre la sua richiesta. «Signora, ho saputo questa mattina che avevate bisogno di una cameriera e vengo ad offrirvi i miei servizi. Mi hanno assicurata che mi avreste accolto con bontà». «Mia cara», disse la signora, «quello che mi dite
quello che mi chiedete è veramente straordinario, perché questa mattina non avevo bisogno di nessuno, ma da appena mezz'ora ho cacciato un'insolente domestica e non c'è anima al mondo all'infuori di lei e me che lo sappia ancora. Quindi chi vi manda? È un giovane uomo che ho incontrato per strada. L'anziana signora non riusciva a capire chi potesse essere quel giovane uomo, quando la povera domestica, alzando per caso gli occhi al muro, vide un ritratto. «Ebbene, signora», disse, «non cercate più di ricordare chi possa essere costui. Ecco esattamente la figura del giovane uomo che mi ha parlato, è da parte sua che vengo qui». A quelle parole della domestica la signora emise un grido e si fece raccontare tutta la storia, quella della devozione alle anime del purgatorio, della messa del mattino, dell'incontro con il giovane uomo. Poi, buttandosi al collo della ragazza, la baciò con tenerezza, dicendole: «Non sarai la mia serva, ma sei da quest'istante mia figlia. Quell'uomo che hai visto era il mio unico figlio, morto da 2 anni, che sicuramente con la tua preghiera hai liberato dal purgatorio. Sii dunque benedetta e preghiamo insieme per tutti quelli che si purificano prima di entrare nella beata eternità».